Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme torta pardula per Pasqua. Oggi prepariamo una buonissima torta, la torta pardula, che richiama le buonissime pardulas sardasa, sarde insomma, sono dei dolcetti di ricotta che il loro ripieno praticamente è racchiusa dalla buonissima croccante pasta violata. Quindi voglio riprodurre una piccola pardula in formato un po' più grande, così che appunto da avere un buonissimo dolce tipico sardo, buonissimo da gustare per il giorno di Pasqua. Ecco gli ingredienti e come si prepara il nostro magnifico dolce. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 500 g di ricotta di pecora ben sgocciolata, 150 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00, 3 uova, un'arancia, un limone, e poi ci occorreranno 16 g di lievito per dolci e dello zucchero vero per spolverizzare il nostro dolce. Per la pasta violata ci occorreranno 250 g di semola rimacinata finissima, 100 g di acqua, 50 g di strutto e un cucchiaio e mezzo di zucchero semolato, una bustina di zafferano. Prepariamo la pasta violata, quindi prendiamo la semola, la mettiamo in una ciotola più grande, aggiungiamo lo zucchero, andiamo a mixare il tutto e poi aggiungiamo lo strutto a pezzettini. Adesso andiamo a lavorare proprio, quindi per incorporare lo strutto allo zucchero e alla semola. Una volta che abbiamo ottenuto questa consistenza, possiamo aggiungere pian piano l'acqua. Non lo aggiungiamo tutto in una volta, facciamo step. Io ho scaldato un po' l'acqua, quindi l'acqua deve essere leggermente tiepida, così ci facilita anche il lavoro. Metto l'acqua piano piano per far sì che la semola la assorba gradualmente. In più non è detto che i 100 g di acqua vengano assorbiti completamente dall'acqua, quindi li mettiamo pian piano, poi se vediamo ci regoliamo a occhio, quindi dobbiamo ottenere questa consistenza. Adesso mettiamo sul piano da lavoro la pasta, vedete com'è morbida. Dobbiamo arrivare a questa consistenza, vedete che c'è ancora un po' di acqua nella brocca, quindi una volta che noi raggiungiamo questa consistenza qui siamo a posto e non dobbiamo aggiungere più acqua. A seconda, quindi vi ripeto, della semola che utilizzate, vi regolate di conseguenza. Vedete come deve essere, bella morbida. Ok. Adesso formiamo un panetto, prendiamo la pellicola per alimenti e la copriamo e la lasciamo riposare per mezz'ora. Adesso possiamo formare, nel frattempo che la nostra pasta violata sta riposando, possiamo formare il nostro ripieno della nostra torta pardula. Quindi ho qui la ricotta di pecora, mi raccomando fate questo trattamento, quindi acquistate magari il giorno prima la ricotta,
Ne acquistate 100 grammi, 150 grammi in più rispetto alla dose che ci serve per preparare la torta, perché dobbiamo mettere ad asciugare la ricotta, quindi la mettiamo in un canovaccio, lo stringiamo bene e lo mettiamo in frigorifero per tutta la notte. Questa poi andrà a rilasciare l'acqua in più e quindi di conseguenza potrà andare a perdere, dipende dalla ricotta, del peso. Ecco perché vi dico di acquistare magari 100-150 grammi in più, così otterremo i 500 grammi che ci servono per la nostra ricetta. Quindi una volta che abbiamo fatto questo procedimento, vedete, abbiamo asciugato bene la ricotta, cosa facciamo? Mettiamo in una ciotola più grande, la andiamo un po' a schiacciare con la forchetta, oppure possiamo anche setacciarla. Io sto usando ricotta di pecora, che è quella che si usa normalmente per fare i spardulas, le pardule, ma si può usare anche la ricotta vacina se lo gradite, o addirittura in commercio possiamo trovare anche la ricotta senza lattosio, a basso contenuto di lattosio. Adesso prendiamo 2 uova, il terzo uovo le teniamo da parte perché ci servirà dopo per spennellare la torta. Lo rompiamo nella ciotola. Sbattiamo leggermente e lo aggiungiamo alla ricotta. Andiamo ad amalgamare come sempre. Adesso uniamo lo zucchero . Poi prendiamo il limone e andiamo a grattugiare direttamente la scorza nel nostro contenitore. Il limone deve essere edibile, cioè la scorza deve essere edibile, se possibile acquistiamo dei limoni biologici, come anche gli aranci. Mettiamo quindi la scorza del limone e poi andiamo a grattugiare l'arancio. Mettiamo anche la scorza dell'arancia e poi mettiamo anche una bustina di zafferano. Andiamo a mixare il tutto. Ho cambiato attrezzo per amalgamare il tutto, sto usando una spatola in silicone. Vi ricordo che se vi piacciono i miei utensili li trovate nel link in descrizione, vi lascio tutto. Adesso andiamo a mettere la farina, la vado a setacciare un pochino. Ora vado a mettere i 16 grammi di lievito, che poi è una bustina di lievito per dolci, nella farina, così, e poi vado a setacciare tutto quanto nel composto.
Quindi ricapitoliamo, abbiamo preparato la pasta violata, il ripieno, adesso ci serve comporre la nostra torta. Sto preriscaldando il forno 170 gradi, quindi una temperatura di 170 gradi, modalità statica. Adesso prendiamo la pasta violata e la andiamo a stendere su una forma diciamo rotondeggiante di carta forno che io mi sono ricavata tagliandola, vedete così, abbastanza artigianalmente. Quindi prendiamo un mattarello e andiamo piano piano a stendere la pasta. Ho steso la pasta il più sottile possibile, ora vi faccio vedere lo spessore, che è questo. La carta forno per me ha avuto un duplice uso, cioè quella di darmi un aiuto per fare una forma più rotondeggiante possibile, e poi adesso vedrete anche con quale facilità prendiamo la pasta e la mettiamo sulla teglia. Io sto usando una teglia usa e getta da circa 20 cm di diametro, quindi prendiamo la nostra pasta e la adagiamo in questo modo. Adesso prendiamo il ripieno e lo mettiamo sopra. Quindi lo livelliamo con una spatola, così come sto facendo io. Con la spatola l'ho spinto quindi vicino ai bordi e ho volutamente lasciato una leggerissima cupoletta al centro, proprio come le pardule, le classiche pardule. Allora, adesso andiamo a rompere l'uovo. Quindi adesso che ho sbattuto l'uovo lo spennelliamo con un pennellino sopra. Quindi una volta spennellato l'uovo sopra andiamo a fare dei pizzichi sulla pasta così. Ecco qui si presenta come una vera e propria pardula, però formato gigante. Vi ricordo che se vi siete persi il mio video dei Ispardulas Sardasa, vi allego qui sotto il link, andatelo a vedere mi raccomando, e fatele anche quelle per Pasqua. Andiamo adesso a tagliare l'eccesso di ricordo la temperatura 170 gradi per circa 50 minuti, mi raccomando forno già caldo. Trascorso il tempo di cottura, che è variabile tra 50 minuti e un'ora, quindi lasciamo la nostra torta che si colori per bene, quindi un minimo di 50 minuti, per non far sì che si abbassi con lo sbalzo di temperatura. Ho spento, una volta terminata la cottura, ho spento il forno, ho lasciato praticamente la valvola aperta, così si dice, cioè infilando tra la porta del forno e il forno stesso un cucchiaio di legno, in modo tale da far uscire il calore.
e piano piano ho aperto la porta del forno e ho lasciato che la torta si sfreddasse piano piano. Poi l'ho tolta dal forno e l'ho fatta proprio sfreddare molto lentamente, perché questa preparazione molte volte ci frega, anche le pardule per esempio, i spardulasa, si abbassano proprio per lo sbalzo di temperatura, quindi facendo questi piccoli accorgimenti siamo più sicuri. Ok, adesso visto che è ben fredda la nostra torta, la possiamo cospargere di zucchero a velo. Una variante potrebbe essere quella della preparazione della glassa, cioè potete preparare una glassa con lo zucchero a velo e il limone e poi metterlo sopra e metterci sopra gli zuccherini colorati, perché le pardule possono essere appunto con lo zucchero a velo oppure con questa glassa, ovviamente a voi la scelta. Io preferisco usare lo zucchero a velo per non appesantire troppo il dolce e quindi perché non sia appunto troppo dolce. Adesso dobbiamo togliere la nostra torta dallo stampo che abbiamo scelto, facendo attenzione. Lo mettiamo in un piatto da portata, quindi togliamo la carta a forno, guardate qua che bella la nostra torta pardula. Non sembra una grandissima pardulona? Cioè a me veramente piace tantissimo, guardate che carina. Ora facciamo il taglio, mi raccomando la torta deve essere ben fredda. Guardate qui che spettacolo, a parte che ci sono appunto, si vedono tutti gli agrumi, le scorze degli agrumi e anche i pezzettini della ricotta. Mettiamo su un piatto. Io non vedo l'ora di fare la prova assaggio. Prendo direttamente la torta così. Poi vi faccio vedere anche sotto. Vedete? Non deve essere troppo scura, deve avere appunto questa colorazione, è perfettamente cotta. Vi ricordo che dobbiamo fare attenzione a mettere il forno statico per non asciugare la torta. Ora bisogna assaggiare. Buonissima! Assaggio anche la parte dove c'è la pasta violata. No, ragazzi, una bontà. Io ve la straconsiglio. Pardula, proprio pardula. Quindi io sono entusiasta. A parte che, cioè, quanto è carina. E poi il sapore è esattamente come i dolcetti classici. Se vi è piaciuta questa ricetta buonissima, pasquale e soprattutto sarda, fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi anche sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi il mio sito internet che è www.lericetedifranci74.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!